Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, vedo che già c'è qualcuno collegato. Ciao Daddo, ciao, come si va? Eh, ci proviamo, qui c'ho una webcam un po' vecchia, c'ho una QuickCam Sphere della Logitech, ma è Sfere sarà del 2000, 2002, primi anni 2000 insomma, quindi molto vecchie, molto vecchia. Spero che la voce si senta bene, si dovrebbe sentire bene. Nel caso fatemelo sapere nella chat. Vedo che Daddo è collegato da Twitch. Bene, benvenuto Daddo. Io l'unico modo che ho di vedere nella chat chi è collegato. Nella chat di Restream, che è il servizio che utilizzo per, diciamo, per vedere e per fare lo streaming sul web. Vedo che ci sono 5 persone connesse da Facebook, un attimino, che mi vorrei vedere anche la chat di Facebook, vediamo se riesco col computer a connettermi anche su Facebook. Bisogna aspettare qualche secondo, purtroppo ho un sacco di cose in piedi su questo PC e quindi è un po' lento a caricare anche Facebook. Ecco, vedo che qualcuno ha scritto da Facebook. Ciao Simone da Facebook, ciao, benvenuto Simone. Oggi dobbiamo fare un unboxing, quindi niente musica, niente, diciamo, niente piatti, niente mixer, facciamo più che altro un unboxing. Ecco, sto vedendo qui la chat su Facebook, ci sono 6 persone connesse. Ok, l'audio è tolto qui perché sennò mi si creano tutti degli echi bruttissimi. Ok, tu stai guidando, ciao Tip. Va bene, io tanto mi sbrigo a fare questa cosa, anche perché io devo andare in pizzeria, massimo alle 5 devo essere in pizzeria. Allora, se scatta un po' il video non vi preoccupate, perché la webcam è vecchia, il PC è molto impegnato, ho la CPU impegnata diciamo oltre il 70%, e niente, ci vediamo per fare l'unboxing di questa scatola. Vedo che scatta parecchio la webcam, purtroppo perdonatemi, quella buona sta giù, oramai la utilizzo diciamo più per fare le dirette viniliche diciamo sui giradischi. Allora, eccoci qua, guardate, non riesco neanche a farmi inquadrare da questa telecamera, vado un po' più indietro io. Qui c'è ancora il presepe, lo stiamo smontando, e qui c'è tutta la roba di Amazon e c'ho i CD che stanno in lavorazione. Se c'ho un attimo di tempo dopo vi spiego un po' che cosa sto facendo qui con questi CD e parliamo anche un po' un attimino di queste cose di Amazon. Però diciamo il protagonista della diretta è questo vinile. Questo, sapete che io acquisto vinili, quindi diciamo che non è una sorpresa pensare che qui dentro ci sia un vinile. Questo vinile mi è arrivato ieri, mi è arrivato ieri pomeriggio, ok? De Vita Renato, presso Pizza Margherita, l'Oasi della Pinza Romana, via del Casale Agostinelli 137 00118 Roma. Ok, sotto trovate diciamo tutte le informazioni per diciamo contattare la nostra pizzeria se siete di Roma Sud. Ok, non riesco a leggere perché è scritto poi Daddo, salve, ciao Savio, benvenuto. Allora, qui dentro già si è letto, già si è letto il titolo. Guardate gli imballi quando sono fatti bene, quando uno compra direttamente alla fonte. Lo so, mi scatta un po', ma parecchio proprio il video. Purtroppo il PC è parecchio pieno. Vedo che il video si blocca proprio. Aspetto un attimo che si libera. Ok, eccoci qua. Andiamo con l'unboxing di questo vinile molto bello. Eccoci qua.
Allora, ora sarà, vabbè no, si riesce a vedere. Allora, il grande Roberto Zanetti mi ha autografato anche questa copia. Si legge molto male, ma si legge. C'è scritto per Renato Reni J. Robix. Robix sta per Roberto Zanetti. Roberto Zanetti, eh, in arte Savage, della DVA Records. Infatti questa compilation esce su etichetta DVA Records, come vedete, DVA Records, ok, DVA M 20.19, ok. Questo è Ritmo Sinfonico, un bellissimo vinile. Adesso io vi leggerò i brani che ci sono dentro, perché non pretendo certo che la telecamera mi riesce a far leggere con la risoluzione che c'ha, diciamo, questi titoli. Allora, dentro questo disco, bellissima copertina, vedete? Si legge che dentro c'è Corona, Ice MC, Alexia, W, quindi diciamo tutti i successi, tutti i successi. Simone, tanto alle 17 finiamo, manca ancora mezz'ora circa, 29 minuti, ma penso che finiamo molto prima, eh. Ciao Marina, benvenuta, benvenuta anche a te, grazie di essere con noi Marina. Allora, in questa compilation, è uscita su etichetta DVA, come dicevamo prima, Extravaganza Publishing, sempre di Robix. Al lato A troviamo Please Don't Go, versione sinfonica. Poi questo vinile noi lo ascolteremo insieme. Allora, poi c'è Ula La La di Alexia, tutti quanti symphonic version. Poi c'è Think About the Way di Ice MC. Poi c'è Don't Cry Tonight di Savage, sempre symphonic version. The Rhythm of the Night di Corona, symphonic version. E Goodbye di Alexia, symphonic version. Al lato B troviamo Only You, sempre di Savage, che diciamo questi due sono i due grandissimi successi di Roberto Zanetti, Only You e Don't Cry Tonight. Comunque Only You, symphonic version di Savage, c'è Me and You di Alexia, quindi diciamo tutti i successi degli anni 90, diciamo Only You e Don't Cry Tonight sono più degli anni 80, comunque va bene lo stesso perché saranno state rielaborate, diciamo, per farle diventare, le sentiremo. Io non le ho mai sentite, io ho comprato a scatola chiusa perché ho visto che era un bel vinile. Poi c'è Baby Baby di Corona, Dancing with an Angel di W, Memories dei Network, Easy di Ice MC. Allora, qui ovviamente c'è pubblicato, i copyright sono tutti del 2020 di Extravaganza Publishing SRL. Diciamo qui ci ha messo le mani prodotto da Robix, che è Roberto Zanetti, e c'è un amico di Deepak, perché il produttore esecutivo di questo vinile è niente poco di meno che Gianni Bini, che il grande Deep Murti conosce molto bene. Ciao Dario, benvenuto. Ciao Dario, grazie di aver scritto nella chat, così ti leggo. Io se scrivete nella chat vi posso salutare in diretta, ok? Quindi abbiamo detto che il produttore esecutivo è Gianni Bini, anche molto amico del maestro Deepak Murti. Niente, Gianni Bini ha fatto pure gli arrangiamenti, mixato da Simone Cohen e masterizzato by Tommy Bianchi. Ok, House of Glass sono gli studi dove è stata diciamo mixata e registrata questa compilation, ok? Ritmo sinfonico. Ripeto, noi questa la sentiremo in una diretta, una prossima diretta. Approfitto di questa live, di questa diretta, per dirvi che sto lavorando per scavarmi un'oretta e mezza circa tutti i lunedì dalle 9:30
per fare, diciamo, un appuntamento fisso e sentire un po' di musica insieme. Ok? E io vedo proprio che il PC stranamente non ce la fa. Provo a chiudere qualche finestra che serve un po' di meno e a liberare un poco di RAM. Vediamo se va meno a scatti, perché purtroppo questa poi non è neanche un problema di PC, ma è la webcam che ha dei driver vecchissimi, quindi sta lavorando in modalità compatibile su un sistema operativo a 64 bit quando quella ha i driver a 32 bit. Ho ingrandito poi l'immagine il più possibile, come vedete tutta sgranata, non si vede niente, perché ingrandendo un'immagine piccola ovviamente viene tutta puntinata e quasi non si capisce quasi niente. Comunque, tornando a noi, stavo dicendo che avremo un appuntamento fisso per sentire qualche vinile insieme, o come quelli che seguo. Ciao Francesco, stavamo facendo vedere questa compilation. Ieri si parlava di compilation. Leggi le hits che ci sono qua dentro, anche se a te queste non ti vanno bene, perché queste sono in versione sinfonica, non sono in versione standard. Sono una versione tutta a parte, uscita proprio nel 2020 su etichetta DVA, come stavo facendo vedere, DVA Records. E quindi diciamo questa compilation a te non ti andrebbe bene. Invece a me piacciono parecchio le compilation, piacciono talmente che praticamente che cosa ho fatto? Ho creato sempre sul mio store digitale, sul mio store renijstore.it Amazon, ho voluto creare, oltre alle varie categorie che già trovate di vinili, sia picture disc sia vinili in edizione speciale limitata, ho fatto poi i vinili normali. Ho aggiunto proprio oggi, la devo ancora aggiungere sul sito, spero di farcela prima di andare al lavoro, prima di andare in pizzeria. Ho aggiunto la categoria compilation perché ho visto che ci sono ancora su Amazon moltissime compilation su vinile, no, su CD non le ho messe, non ho messo neanche i CD, perché i CD che stanno su Amazon sono talmente tanti che quasi non vale la pena neanche fare una ricerca, fare una categoria dedicata, perché sono talmente tanti, basta fare una ricerca direttamente tramite il link mio su Amazon e diciamo vengono trovati tutti i CD. Invece i vinili, siccome stanno mischiati, ci ho messo quasi 2 ore e mezza a tirare fuori tutte le compilation che stanno su Amazon, solo su vinile, ripeto. Ce ne sono degli anni 60, degli anni 70, anni 80, anni 90, devo dire anche molto belle compilation. Valeva la pena estrapolare, diciamo, una lista di idee, così le chiama Amazon, dedicate appunto alle compilation. Ok? Le troverete, spero, entro stasera sul sito www.renijstore.it, dove lì troverete insomma anche tutte le attrezzature che sono necessarie per i DJ o anche per ascolto. Ci sono giradischi, ho messo pure gli amplificatori e le casse passive diciamo, per cominciare a ideare un impianto. Presto, visto che sono tornate di moda anche le audiocassette, ci metterò qualche piastra. Purtroppo su Amazon se ne trovano molto poche di piastre, lettori CD per esempio, anche se cominciano ad essercene pochi. Il mio store comunque è Renij Store, è più dedicato all'ambiente DJing, all'ambiente un po' più professionale, quindi con casse attive, monitor, c'è anche tutto ciò che serve per fare le dirette. Ci troverete gli iRig, sia mono sia stereo, ci troverete tutti i vari stand per i microfoni, ci troverete le cuffie, troverete sia le console, diciamo quelle stand alone che non hanno bisogno di PC, sia le console quelle che invece si attaccano via USB a un PC e necessitano per forza di un PC per funzionare. Ok, io spero che l'audio almeno non scatti, perché vedo che l'immagine scatta tutta qui, proprio scatta proprio parecchio, e quindi si va sul rosso, spesso si va sul rosso. Non vorrei che ultimamente, io qui sto avendo grossi problemi con internet, non vorrei che il fatto che mi si rallenta tutto
è dovuto a un collo di bottiglia su internet, perché io dai 30 mega in upload che ho di solito, a me mi è sceso parecchio la connessione internet, addirittura a 5 mega. Con 5 mega una diretta come la sto mandando io adesso non la posso fare, non la gestisce. Infatti ho 58 fotogrammi persi, che non sono pochi, eh. Io normalmente viaggio su 0 fotogrammi persi, 0%, e invece adesso mi dice 0,2% fotogrammi persi, sono tanti. Allora, quindi niente, l'unboxing l'abbiamo fatto, non so se scrivetemi nella chat se volete vedere qualcosa riguardo al mio sito, se avete domande riguardo allo store Amazon, o se no io, guarda, spendo altre, guardate, spendo altre 2 o 3 parole per il progetto. Veramente sto portando avanti diversi progetti. Uno ancora non ve ne posso parlare, ve ne parlerò in una futura diretta perché ci sto ancora lavorando, e quindi niente, è ancora, diciamo, non è top secret, però ci sto lavorando perché quando lo voglio presentare voglio che sia una cosa abbastanza seria, abbastanza fatta bene. Mentre sto lavorando, niente, scatta proprio parecchio. Fatemi vedere se chiudo questo, magari pure questo è pesante. Sto cercando di chiudere quanta più roba è possibile per cercare di vedere, di risolvere il problema. Purtroppo quando uno fa le cose al volo, purtroppo questi sono i problemi che ne scaturiscono. Vedete, si è bloccato, non so se mi sentite ancora, scrivetemelo nella chat, Se mi sentite ancora, scrivetemelo nella chat. Io adesso ho chiuso un po' tutto e adesso dovrebbe andare un po' meglio, anche se i fotogrammi persi sono sempre gli stessi, quindi 58, 0,2%. Ok, allora il progetto che sto portando avanti riguarda, ecco, guardate, queste sono fiabe sonore, sono tutti i vari CD delle fiabe sonore, ok, e poi ci sono i CD, questi qui, dei raccontastorie, che la telecamera ovviamente non riesce a mettere a fuoco. Allora, su www.iraccontastorie.com trovate tutti i link in descrizione, sia sopra su Facebook, sia sotto su YouTube e su Twitch. Allora, iraccontastorie.com è un sito dedicato prettamente alle favole per bambini. Ok? Io sto piano piano, appena ho tempo, perché purtroppo io ho un grosso problema di tempo. I miei tempi sono molto limitati, però cerco di portare avanti tutti e 3 i progetti, tranne quello di cui non vi posso parlare, quindi sono 4 in totale. Sto portando avanti raccontastorie.com, renatodevita.it e renijstore.it. Allora, questi tre siti sono 3 siti cui io mi dedico, cerco di dedicarmici giornalmente, tutti i giorni. Allora, su Reni J Store, come sapete, c'è la roba per DJ, roba per di musica. Su renatodevita.it c'è un po' di tutto, ciò che io consiglio di acquistare su Amazon. Ci sono idee regalo per fare un regalo in qualsiasi momento dell'anno. C'è, no, quello di cui non posso parlare. Ci sono i gioielli, per esempio, c'è un po' di tutto, insomma, andatelo a vedere perché ci sono diverse categorie, e in base alla categoria voi ci cliccate sopra, vi linka direttamente su Amazon e vi fa vedere, diciamo, tutti gli oggetti che io ho scelto per quella categoria. Ok? Vediamo Daddo cosa ha scritto. Chai. Con calma, sì. L'audio non scatta, solo il video, perfetto. Grazie Deep, grazie mille, so che tra un po' devi andare, quindi ti ringrazio tantissimo. Sì, il video scatta per colpa della webcam, sono sicuro. Stavamo parlando del sito www.iraccontastorie.com. Allora, io sto pubblicando sul mio canale, mamma mia, guardate. Non si legge perché ovviamente non riesce a mettere a fuoco. Io faccio vedere il numero, sono tutti numeri 011, 015, 018 che mi chiamano una continuazione. Questo è 019, 019, 20, 61, 57. Ma tutti dall'estero arrivano, o da fuori Roma. Insomma, sono tutti numeri che mi chiamano una continuazione, io non rispondo mai.
Infatti il telefono fisso noi ce l'abbiamo solo per chiamare, ma rispondere difficilmente rispondiamo, i parenti hanno tutti quanti i cellulari e quindi il telefono fisso diciamo lo usiamo solo per effettuare chiamate. Ritorniamo ai raccontastorie, vediamo se riusciamo a finire per le 17. Il raccontastorie.com sarà diviso in collane. Le collane cosa sono? Nell'83-84 uscì la collana I raccontastorie, che non uscì solo in Italia, ma uscì in tante altre parti d'Europa e del mondo. Storytellers era il nome originale in inglese, e poi uscì anche in Francia, in Spagna, ed ebbe molto successo questa raccolta. Il raccontastorie era disegnata molto bene, a tal punto che nell'84 circa venne continuata la raccolta con i C'era una volta. C'era una volta, quindi un'altra collana a sé di storie fatta sull'onda del successo dei raccontastorie. Ok? Oltre ovviamente ai raccontastorie c'erano anche le fiabe sonore. Queste sono quelle uscite col Corriere della Sera nel 2004. Non solo, ma i raccontastorie, essendo che uscirono su cassetta originariamente, sono in pochissimi ad avere questi, che sono i CD originali con tanto di bollino SIAE, vedete il bollino SIAE, ad averli sul CD, perché nel 2004 vennero ripubblicati sul CD, ma con disegni diciamo molto più stilizzati, molto meno colorati. Fu un'edizione, quella del 2004, molto semplice, semplicistica. Poi uscì di nuovo a distanza di qualche anno un'altra edizione ancora su dei fascicoletti piccolini della grandezza di un foglio A5, con dentro un fascicoletto piccolino col CD allegato. Di quella serie io ho soltanto il primo numero, perché ho visto che poi i CD erano identici a questi qua che io già avevo, e quindi era inutile spendere altri soldi per un'altra collana uguale identica. Io ovviamente già possiedo i raccontastorie, possiedo i raccontastorie del 2004, ho tutte le fiabe sonore sempre del 2004, queste addirittura uscirono col Corriere della Sera, col Corriere della Sera. E quindi adesso che cosa voglio fare? Voglio condividere con voi e con tutti quanti quelli che ne possono avere bisogno questa mia passione, che si unisce a quella dei vinili, a quella del retro computing e a quella dei fumetti e dei cartoni animati, diciamo si amalgama con questa per le fiabe di una volta, le fiabe da tutto il mondo, le fiabe sonore più belle, cantate, lette ed interpretate da grandi attori, registi e artisti del panorama artistico italiano. Ok? Allora, il sito sarà in continuo aggiornamento, perché lì ci metterò i link a tutti gli artisti cercherò di prendere il più possibile da Wikipedia, o dove non c'è Wikipedia mi documenterò ovviamente e scriverò un minimo di biografia di ogni artista che ha preso parte, diciamo, a queste opere, che per me rimangono opere d'arte, perché lette, interpretate, recitate, anche se non in video ma soltanto con la voce, per me sono opere d'arte, veramente, veramente, veramente. Allora, ciao Deep, grazie di essere stato con noi, alla prossima. Niente, per chi rimane stiamo finendo, siamo addirittura d'arrivo. Grazie mille maestro della tua presenza. Allora, e quindi, essendo che sono opere d'arte, a me fa piacere condividere con voi queste opere. Per adesso ho messo sul sito una marea di immagini, non solo, ma su Facebook ci sono due grandi gruppi dedicati ai raccontastorie. Io uno di questi già l'ho pubblicizzato anche sul sito, perché lì ci ho trovato fatti dall'autrice e l'amministratrice di questa pagina dedicata a raccontastorie su Facebook, sia i vari calendari che degli sfondi bellissimi per Windows o per il telefonino. Quindi diciamo che ci troverete anche delle parti extra. Nelle parti extra io mi dedicherò a trovare tutto ciò che ha a che vedere con le favole, con le fiabe, però che non riguarda queste collane che ho già menzionato, quindi le fiabe sonore, i raccontastorie, c'era una volta. Ok? Troverete quindi tutta una serie di extra, quindi vale la pena visitare già da adesso, anche se c'è scritto in lavorazione, i menu funzionano tutti. www.iraccontastorie.com.
È un sito a cui mi ci sto dedicando ultimamente proprio parecchio. Non ultimo i canali Twitch e YouTube diciamo, i miei canali sto cercando di farli crescere il più possibile. Ok, sto facendo parecchia pubblicità adesso anche ai canali Twitch. Twitch Reni_J, a chiocciolina Reni_J, sono io, il canale mio, mi potete mettere un like se vi va. Ok? Detto questo, sono le 5:10, diciamo che vi ho detto tutto per quello che volevo in questa diretta. Vedo che il video scatta troppo, mi dà un fastidio terribile, forse diciamo ci sono, non lo so come mai, perché la CPU adesso è scesa parecchio, sta al 30%, sta tutto in verde, quindi mi ha perso 70 fotogrammi, mi dà fastidio continuare la diretta così. Allora, ritmo sinfonico DVA Records, molto molto bello questo disco, ripeto, lo ascolteremo, quindi seguitemi in una delle mie dirette, magari anche qualche brano lo potremmo sentire anche lunedì prossimo farò una diretta, ovviamente sarà mia cura sabato o domenica mettere una pubblicità sul tipo di musica che farò e diciamo farlo sapere sui siti che riguardano quel tipo di musica. Non so se farò 60, 70, 80, 90, dance, progressive. Ho talmente tanti dischi che potrei fare qualunque cosa. Tranne i 78 giri che purtroppo i Technics 1210 MK2 non girano a 78 giri, quindi i 78 giri degli anni 40-50 non li posso mettere, però ecco dagli anni 60 in poi c'ho praticamente tutto sul vinile 33-45 giri. Potrei pure cominciare a mettere, fare una diretta tutta a 45 giri, non lo so perché pure le 45 giri ce n'ho centinaia, quindi si potrebbe reggere tranquillamente una diretta. Vedremo. Vi lascio diciamo al pomeriggio alle vostre faccende. Ciao Simone, che dicevi Simone? Leggiamo un po'. Ciao Simone, anche a te, ciao, grazie di essere stato con noi. Io tanto sto chiudendo. Grazie di avermi seguito, grazie di aver fatto questo unboxing con me. Abbiamo parlato di raccontastorie.com, di renijstorie.it e di renatodevita.it. Vi invito a seguire questi canali. E per chi è di Roma Sud, ordinate 06 79 00 899 la vostra pinza o la vostra pizza a domicilio. Noi siamo aperti anche per fare domicilio e portarvi la pizza, fritti e dolci a casa. Ok? Grazie a tutti di essere stati con me e alla prossima live di Reni J. Grazie mille, grazie mille.